Rino Lattuca, oggi presentazione ufficiale della sua candidatura a sindaco di Porto Empedocle. Ecco, cosa l'ha spinta a scendere in competizione? Io praticamente amo il mio territorio, amo il mio paese e dobbiamo valorizzarlo. Io sono un consigliere comunale uscente, ho visto il disastro di questa amministrazione e adesso ci mettiamo in campo, ci metto la faccia per poter recuperare, portare un beneficio reale e concreto alla cittadinanza. Le emergenze di Porto Empedocle sono tante, ecco, come penserà di risolvere le tante problematiche che ci sono? Noi ascoltiamo la gente, sappiamo i problemi perché siamo in mezzo alla gente. La gente chiede la normalità del paese, chiede la pulizia, il decoro urbano, chiede lo sviluppo economico perché attualmente abbiamo un blocco generale, quindi cercheremo di fare servizio, dare servizio e quindi di costruire con la gente, in mezzo alla gente. Le coalizioni che la sosterrà? Sono l'UDC con Decio Terrana, Fratelli d'Italia con Lillo Pisano e 2 liste civiche. Lei oggi presenterà anche la sua lista? Io non oggi presenterò la mia lista, mi riservo qualche giorno. Abbiamo già la lista completa, però farò le presentazioni subito dopo, quindi settimana prossima. Ecco, uno degli obiettivi principali al primo punto del suo programma elettorale. Creare servizi per i disabili, quindi non lasciare nessuno indietro. La situazione economica del comune non la preoccupa? Mi preoccupa perché so con contezza, dico che usciamo da un disastro, però sicuramente potremmo recuperare, possiamo recuperare, noi ci crediamo. Quello da valorizzare maggiormente secondo lei? Bisogna partire dalle attività commerciali, economiche, turistiche, quindi dovremmo partire dal porto. Sappiamo che le autorità portuali stanno facendo tanto, però dobbiamo rapportarci con loro e capire i vari progetti. Saranno progetti sicuramente di crescita, però vogliamo capire di più e vogliamo esserci. Sarà una campagna elettorale difficile, considerando anche i tanti pretendenti alla candidatura di primo cittadino? Sicuramente sì, ma noi lo facciamo con spirito di servizio, di sacrificio, quindi non abbiamo paura, timore dei competitors. Ognuno fa la propria scelta, si fa la propria strada, assolutamente. Sono molto lieta di essere qui oggi a Porto Empedocle a sostenere la candidatura di Rino Lattuca e devo ringraziare l'onorevole Decio Terrana per aver organizzato questo incontro molto costruttivo che ha cercato di mettere in evidenza possibili temi per il programma elettorale di Rino. Da parte mia ho evidenziato l'importanza di 2 temi, l'economia circolare da una parte quindi rifiuti e acqua, e dall'altra parte tutta la transizione energetica. Ritengo che questi proprio i due primi temi siano fondamentali per uno sviluppo inclusivo e sostenibile della città di Porto Empedocle e che possa quindi dare un contributo non soltanto attuale alla cittadinanza ma soprattutto creare anche delle opportunità imprenditoriali per i giovani. Noi crediamo sui giovani, crediamo nei progetti seri in cui Rino può spendere tutta la sua passione e quindi da parte nostra massimo sostegno a questa candidatura. Presentazione ufficiale del candidato Rino Lattuca, portato e sostenuto politicamente dall'UDC per il comune di Porto Empedocle. Noi abbiamo fatto una scelta ponderata quando abbiamo fatto la scelta della candidatura di Rino Lattuca, perché è un uomo capace, intelligente, ma soprattutto perché ama la sua città. E oggi servono nei territori gente che ama proprio il territorio, non che vogliono sfruttare il territorio. E con Rino vogliamo fare ripartire questa città, che è stata una città industrializzata, una città che era il riferimento del sud. Oggi si è perso quel pedigree che ha questa città dell'industrializzazione e quindi vogliamo riconquistare quello che si è perduto attraverso il Rino. Vogliamo fare ripartire questa città perché è impossibile che una città che offre queste opportunità come Porto Empedocle ci siano gente disoccupata. Noi vogliamo ricostruire il tessuto socio-economico di Porto Empedocle attraverso Rino Lattuca. Come si muoverà il partito dell'UDC nei confronti della campagna elettorale che vede interessati diversi comuni della nostra provincia, in particolare su Porto Empedocle?
Su Porto Empedocle abbiamo allestito un'ottima lista che sarà presente alle amministrative del 10-11 ottobre a sostegno della candidatura di Rino Lattuca. Siamo presenti anche a Favara e devo dire che il supporto sia a Favara nei confronti di Montaperto che a Porto Empedocle nei confronti di Rino Lattuca vede l'UDC protagonista e siamo sicuri e speranzosi di un ottimo risultato che potrà uscire poi dalle urne del 10-11 ottobre prossimo venturo.